testo e raccolgo qualche passaggio. Intanto ho voluto iniziare con una citazione di Papa Francesco del 2023, era l'ottobre 2023, e Papa Francesco si rivolse al mondo, con queste parole: è un'ora buia, questa è un'ora buia, madre, e in questa ora buia ci fermiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore. Così iniziava la preghiera per la pace nelle terre. Ora dobbiamo constatare, mi sembra, che quest'ora buia si allunga fino a questo Natale di Gesù, che è il risorto di Gesù. Questo Natale che ci apprestiamo a vivere. E in questi giorni natalizi la liturgia insiste sulla luce. C'è Isaia, che è il profeta che ci ha accompagnato per l'Avvento. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Sono parole antiche queste qua. Però c'è da chiedersi, sulla scorta di queste parole, ma questo nostro popolo, in questo nostro mondo, sta forse camminando ancora nelle tenebre oggi? Così come poi nelle varie realtà, nelle varie nazioni, nelle varie regioni, nelle varie città. Quali sono le luci e le ombre e le tenebre del tempo che stiamo vivendo? Ma come credenti, perché questo siamo, dobbiamo anche avere la consapevolezza forte che non c'è buio che non possa essere squarciato dalla luce. E sicuramente non è la luce delle bombe o dei traccianti, non è questa la luce che squarcia le tenebre, questa è una luce che le aumenta su uomini e donne, su bambini e anziani, e forse le aumenta dentro le nostre coscienze. Sempre questa liturgia dell'Avvento e poi quella del Natale, ecco, ci dice attraverso il Vangelo secondo Giovanni: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E questa luce ha un nome storico. Gesù di Nazaret, figlio del falegname, ha un nome storico questa luce. Ma questo Gesù è il Verbo, la parola eterna del Padre, per mezzo del quale tutto è stato fatto. L'uomo è stato fatto. Allora, quell'appello che ci viene dal Concilio Vaticano II, chi segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa anch'egli più uomo, è ancora valido, è sempre valido. Se vogliamo conservare l'umano che è in ciascuno di noi, dobbiamo metterci alla sequela di Gesù, del bambino che qualcuno vuole togliere dai presepi. Ma se da presepe ci togli il bambino, che cosa ti rimane? Un'installazione artistica, chiamiamola installazione artistica, non chiamiamola presepe. Ma stiamo attenti a non togliere il bambino neppure dentro di noi. Quel bambino, il principe della pace. E questo è l'altro appello. Come essere ciascuno per la sua parte tessitori di pace. Ci dicevamo con il Giubileo, con la visita pastorale, tessitori di speranza. Spostiamo l'accento. Tessitori di pace.